Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Abbiamo parlato di cultura e crisi e soprattutto dell'esigenza di trovare nuove idee per andare avanti. E allora adesso conosciamo dei giovani che sembra proprio abbiano trovato la via giusta per sviluppare il loro progetto divertendosi anche. Allora conosciamo subito Roberto Malossi, organizzatore di Snow Week 2012. Buonasera, benvenuto. E benvenuto anche Andrea Poffe, atleta e presidente di Zero Gravity. Benvenuto. Eccoci qui. Allora iniziamo subito a parlare un po' della tematica di oggi. Abbiamo parlato di cultura, ma adesso parliamo di mondo del lavoro e di nuove idee alle prese con la crisi. Allora è molto difficile iniziare, entrare nel mondo del lavoro magari anche con un'idea che c'è, perché tra giovani le idee sono tante, ma poi qual è l'impatto? C'è ancora spazio per qualcosa in divenire? C'è fiducia ai ragazzi, ai giovani? Io penso che crisi voglia dire anche opportunità. L'importante è saperla cogliere, essere positivi, avere voglia di fare, e io questo nei giovani lo vedo. Quindi noi siamo nati come un gruppo di amici che andava in vacanza, l'abbiamo fatto divertendoci e piano piano negli anni l'abbiamo trasformato questa vacanza in un vero e proprio evento. E i ragazzi che ci seguono con voglia di fare, ci danno una mano. L'importante è essere positivi, insomma, non perdere la speranza. Certo, certo, che le idee vincenti, quelle che fanno divertire, quelle che fanno gruppo, comunque possono andare avanti, un fondo in un modo o nell'altro si trova un po' questo. La voglia di divertire nei giovani per fortuna non manca. Per fortuna sì. E noi soprattutto non Per manca. fortuna. E allora vediamo se anche una grande passione come può essere quella sportiva può essere qualcosa che poi nel mondo del lavoro paga, perché oggi lo sport ha ancora senso come lavoro? Ma noi vediamo che sì, ha ancora molto senso, i ragazzi hanno ancora voglia di divertirsi e soprattutto di fare sport, soprattutto se lo sport è divertimento. Noi facciamo sci e snowboard freestyle e ci siamo ideati questa cosa di creare un posto a Milano dove sia possibile praticare ed allenarsi in questi sport tutto l'anno. I ragazzi stanno rispondendo molto bene perché vengono, si divertono, l'ambiente comunque è molto socievole. È un posto dove ci si viene per svagarsi, per divertirsi. Certo, perché dover aspettare magari la stagione della settimana bianca, il momento di vacanza, quando invece c'è qualcosa di nuovissimo a Milano, poi lo scopriamo bene perché è molto divertente. Adesso torniamo a questa idea di una festa, un evento che dura giorni e che poi diventa un'attività lavorativa, un qualche cosa che viene seguito. Allora, era una vacanza, raccontami un pochino la storia, parliamo di questo Snow Week, un appuntamento che ormai ha tantissimi anni. È nato ormai 16 anni fa. Immaginatevi di andare in vacanza in un residence sulle nevi con dei vostri amici, uscire dalla stanza e trovarvi altre centinaia di persone come voi che hanno voglia di divertirsi, di passare tempo con gli amici, di fare festa. Vi troverete immersi in una serie limitata di nuovi amici, nuove conoscenze, e uscendo poi potete andare a sciare, troverete una serie di attività sulle piste legate alla neve, ma legate soprattutto al divertimento giovanile, quindi ci saranno feste tutte le sere, ci saranno attività sportive anche con i ragazzi di Zero Gravity che porteranno poi il loro Urban Snow Park nel posto dove è nato, ovvero sulla neve. Grazie a dei cuscinoni, per esempio loro hanno il bigger bag, anzi l'air landing si chiama, anche qui c'è la novità, quindi la possibilità di imparare atterrando su un cuscinone senza farsi male, ma una volta che si impara riuscire a chiudere i vari trick, proseguendo poi sulla neve. Quindi riuscire a legare tutti questi elementi in una cosa ci ha permesso tutti gli anni di continuare con questo evento e di crescere sempre di più. Ecco, esatto, perché sono tantissimi giovani che adesso hanno iniziato a seguirvi, giovani che tante volte si trovano in difficoltà, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, la crisi fa tanto anche sui giovani, non trovano lavoro, per cui non hanno proprio nessun fondo, tante volte devono chiedere ai genitori. Ecco, avere qualche cosa che magari permette loro di divertirsi in modo sano, perché lo sport è fondamentale come qualche cosa che faccia bene. Ecco, se c'è quello bisogna essere in forma per fare sport, per cui non ci si può dedicare a qualche altra attività che invece bene non fa. Ecco, però il problema è sempre quello economico. Allora, come si fanno a reperire dei soldi per andare a fare qualche cosa di divertente? Mi chiedo se la provincia, la regione, insomma delle zone dove questa vacanza divertente viene organizzata si mobilita in qualche modo. Voglio dire, le istituzioni capiscono che i giovani vanno aiutati anche in quello che può essere il loro diritto primario, quello di divertirsi? Allora, le istituzioni ci danno una mano nel senso che ci accolgono. È sempre difficile per la burocrazia, penso più che altro in Italia, avere degli aiuti concreti.
bisogna un po' arrangiarsi, non si può aspettare, stare seduti, chiedere aiuto e aspettare che cada dal cielo la manna. C'è da dire che però con le persone, quindi a livello professionale, ma prima ancora a livello umano, si capisce che c'è questa necessità e ci si viene incontro. Certo. Tant'è che noi abbiamo convenzioni su qualsiasi attività che possa interessare i giovani, dagli ski pass ai noleggi, alle scuole sci. Per fortuna c'è questa solidarietà umana, tra virgolette, che... Per fortuna che in questo momento è l'unica cosa che aiuta, perché altrimenti esatto. non si può andare avanti. E allora adesso continuiamo, abbiamo visto delle bellissime immagini proprio di quello che si può fare sullo snowboard, quello che si può anche imparare. Allora possiamo arrivare quest'anno alla nostra settimana bianca avendo già imparato qualche cosa, esatto. è stupendo. Allora, quest'anno ti verrò a trovare anche io prima perché non so neanche sciare, per cui ci vedremo. Però cerchiamo di capire questa idea di uno snowpark nel cuore di una città che la neve la vede molto poco. Allora, che cosa serve, a cosa bisogna stare attenti? I giovani stanno reagendo bene, me l'hai detto, ma se lo aspettavano, era tanto che lo aspettavano, come va? Ma noi siamo partiti con questa idea soprattutto perché l'abbiamo vista negli Stati Uniti. Io abitavo fino ad 1 anno e mezzo fa a New York e vedevo questi centri sportivi dove i ragazzi si allenavano tutto l'anno in attività, in sport di freestyle e senza essere obbligati a dover fare grandi spostamenti per le montagne o per i luoghi dove questi sport difficili si praticano. E quindi l'idea è proprio quella di creare delle strutture, noi ne abbiamo una a Milano, dove appunto si viene, ci si allena in maniera totalmente sicura nei salti, nelle evoluzioni, quello che sta diventando lo sci e lo snowboard in questi anni. E i ragazzi, soprattutto i più giovani, vanno a sciare perché si vogliono divertire. Certo. Divertimento vuol dire saltare, entrare nello snowpark, provare a fare le evoluzioni che si vedono in televisione fare dai grandi atleti. E ricollegandomi anche al discorso della crisi, noi stiamo andando anche molto bene perché se tu pensi andare a sciare oggi ha un certo costo, metti lo ski pass, metti la benzina, metti l'autostrada e quindi creare delle possibilità a Milano dove con veramente pochissimi soldi si può venire anche in metropolitana, si portano gli sci a spalle e si pratica per un paio di ore quello che si potrebbe fare in montagna. È incredibile pensarci, però ecco, quello a cui io sto sempre molto attenta quando si parla di nuovi sport, nuove idee, è chi si può avvicinare. Allora si parla sempre di ragazzi molto giovani, anche di bambini, allora bisogna sempre fare attenzione, quindi bisogna affidarsi a strutture e persone competenti. Allora qua soprattutto si fanno dei trick, cioè delle evoluzioni, bisogna stare molto attenti, allora sia alla sicurezza ma anche persone in loco che possano aiutare. Allora voi come risolvete questo problema, a che cosa si fa attenzione? Sì, allora noi siamo tutti istruttori di sci e di snowboard freestyle, quindi abbiamo avuto un'istruzione soprattutto nell'insegnare alle persone ad evolversi in maniera graduale e in maniera sicura. Chiaramente un ragazzo che si fa male è un ragazzo che non progredirà più perché avrà paura di continuare in quello sport, quindi per noi è una cosa assolutamente fondamentale e soprattutto avere questi materassoni gonfiabili dove si possono provare i salti, si può cadere di testa, di schiena, come si vuole, in maniera sicura aiuta tantissimo sia la sicurezza dell'atleta che la nostra, che sappiamo che le persone imparano in un ambiente totalmente privo quasi di rischio. Ecco, bene, ci seguiranno anche in montagna, infatti. Bene, sì, infatti abbiamo visto... Per dare un'assistenza ai nostri ragazzi in quota. Poi... Bene, pronti per partire. Vedremo se saremo pronti, se li avrete preparati bene. Quando è che si parte quest'anno? Siamo dal 6 al 9 dicembre a Courmayeur e a Tuile. Ecco, perché le tappe in questi anni sono cambiate, è stata una vacanza evento itinerante, giusto? Sì, diciamo che ci sono state un paio di occasioni in cui abbiamo cambiato località, quest'anno ci siamo spostati in Val d'Aosta perché abbiamo trovato da parte delle istituzioni non aiuto concreto come dicevo prima, ma un'apertura verso i giovani e io penso che sia anche lì un po' il nodo per risolvere questa crisi di cui tanto si parla. Cioè essere aperti, non aspettarsi più un solito turismo familiare fatto dalla lezioncina di sci, la giornata sulla neve, che comunque è da fare, ma integrando con altre attività, quindi andando incontro alla tendenza del freestyle, andando incontro alle esigenze di divertirsi, cercare insomma di dare contenuto a costi ribassati. Esatto, ribassati, più contenuti e poi soprattutto anche non temere le novità, perché tante volte si teme anche il turismo di giovani che hanno voglia di passare veramente giorni intensi perché si ha paura, magari con lo snowboard possono fare male agli altri, invece quando si parla di giovani che hanno la testa, che controllano l'attività che fanno anche per la loro sicurezza, beh allora largo spazio a questi giovani, ecco questo è importante. Soprattutto se le famiglie non ci sono più,
Vedi che i giovani... Esatto, i giovani sono la nuova risposta, esatto. E allora vediamo, abbiamo pochissimi secondi, una chicca di quest'anno, una novità in anteprima, una festa, magari una serata particolare che ci sarà, che non c'era gli anni scorsi. Quest'anno non lo posso ancora dire, però si aspetterà una grossa sorpresa sulla neve, una cosa molto speciale che ancora non si è vista da nessuna parte, una novità assoluta, ma non posso ancora dirvelo. Seguiteci sul sito. Sì, assolutamente, c'è un sito, Facebook, Twitter, di tutto, insomma, per questa attività di giovani. E per concludere con te, che sei anche un grande atleta, oltre che un istruttore, io ti chiedo il trick dei tuoi sogni. Il trick dei miei sogni? Beh, ce ne sono tanti, soprattutto ce ne sono tanti di nuovi. Io una cosa che mi piacerebbe tanto fare sarebbe un double cork, quello che è un doppio avvitamento con un doppio salto in avanti. Una cosa difficilissima. Una cosa difficilissima. Potresti provare in questo appuntamento, ma prima forse è meglio se provi nello Snow Park a Milano, va bene? Esatto. Allora, grazie infinite ragazzi, grazie per averci presentato tutte queste idee, per averci anche fatto sperare che i giovani possano veramente andare avanti con poco, semplicemente con le loro invenzioni, con la loro voglia di crescere. Insomma, grazie davvero, grazie anche a voi per averci seguito, l'appuntamento con il nostro salotto di 7 sera è domani, buona serata a tutti.